Ma riprendetela. Elisabetta non ride. Aspetta, c'è qualcosa. Tony, No, tanto c'è ancora di qua. C'è una sedia davanti. ah, la sedia, ciao. Dai. Dove devo salire? C'è un gradino. Un Sì, c'è un attimo, gradino, no? sai. Ok, dammi il case. Andiamo qua. Elisabetta, aspetta. Allora. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a Ma che già manca a me? Beh, comunque ragazzi vi dico Giuseppe e Tony, la festa è anche a voi a sorpresa perché Mi piace una sorpresa organizzata le mie. Si è bloccata qua Gesù Bambino. aspetta che facciamo con lo zoom. Vieni sorridendo. È la sindaca di Beautiful. Sta lacrima facile. Ma è sempre ricci. Ha fatto un giro della miseria. Lo sappiamo. Senti, ma ieri ha di ripresentare con lo bastone che ha accompagnato Tony Tonno dall'altro. Aspetta, mi ha detto come fare la dimostrazione con i Lions per dimostrare che anche i vedenti Quanti si riescono picchiano? a muoversi con il bastone. Vabbè, ma non devo uscire. Dice, dici, Luana. Devi uscire. Allora io lo vedo. 10 metri, mi stanno a sallone. Non lo mi dici. I fiori sono per Tony. Non faccio mai Guarda, no, grazie, per niente, per me no. e anche oggi auguri. Che ormai il compleanno di Antonietta è come Santo Ronzi durante il giorno. L'ultima mi disse tuo compleanno è come San Cataldo, dura 3 giorni. Ecco, e quindi... Santo Ronzi durante il giorno. Nostra moglie è Non so più te che sei Tony. Sto facendo ancora il video. Ieri devo fare a Tony. Tony, dai qui. Grazie. Quando Soriani e Cappendale e Rudoni parlavano un mullao mare e la sequestrata. Anna Maria devo fare? Patrizia, questo anche tu gliel'hai venduto? No, quello no. Sembra che io faccio... Ti sembra braglia? C'è una cosa in braglia.
No, ma dopo leggere tutti, dopo le leggere tutti. Va bene. Non le leggere mo. No, toglieteli, se no la Luana piange. Almeno 4-5. Io avevo capito che c'era qualche prestazione organizzata. Cucciola. Noi a quello come bambino, dai, fuori. Avevo capito che c'era. Metterla in mezzo, Devo spostare la Maria. No, allora, stasera no. Ma posso spegnere? Io sto aprendo il braille, questo è stappato stappato da te? Stai in ordine. con le mani se le Vabbè, ma sì, si vede. Una carta a modulo continuo. Mi sembra dimenticato come si prende. Certamente no. Caro Tonito 67. allora ascoltate tutti, ascoltate. Togliamo la pressione. Aspetta, si comincia e grida. Ciao Daiano. Allora, caro Tonito 67. Voce! Tonito. E così mi chiamano loro. Tonito mi chiamano. Ciao anche loro. Dai, noi facciamo E farò prima di ma se avessero tolto questa banca, no? E avessero unito C'è il gradino. La nostra vera opinione, oddio, questo è proprio. È arrivato il momento di metterti al passo coi tempi e se non lo farai saremo costretti a rimandarti all'università. Ma chi è? ai noi, ciuccio. Pensa che era un errore. Daniele sta cercando l'errore, sì. No, sto dicendo, non sto capito che ci vede. Ai noi, questa volta è quella, questa volta, quella della terza età. Pensate che sei stato via? Se non vuoi rimanere un vecchio bambino, con la tecnologia devi cominciare a viaggiare in spedito. E se perdi questa occasione, oltre ad essere un grande utili sovvenzione e finale, chiusa parentesi, virgola, infatti c'è il virgola, te facimo tanto te mazzo, che sembra scritto Salvatore Peruto, e tutti insieme te diciamo auguri, 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 i tuoi amici, Sazio, Maria, Daniele, Valeria, Antonietta, Antonello, Tiziano, Folletto, ormai Folletto si chiama, Viviana, Botino, Maurizio, Patrizio, Giuseppe, Vito, Valerio, Francesco, Giuseppe Maggiore, Cristina, Luana, Luana, Michele, Andrea. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Regalo, Basta. Penso di sì, penso che sia un ulteriore buono. E a sul giro dici che ce la facciamo? E cattamolo stai fondo, no? allora sapevi dire Cene. diciamo di no, Doni, allora non c'è una spada Addirittura. sta ancora su ginocchia. Patrizia, passi la borsa di là. Nella parte, dalla punta, poi sul cappata giù Grazie a me, bello mio. Stamattina un impegno,
piaciuta la sorpresa della sorpresa. Insieme allunga la vita. Sto nominando la mia. Buon compleanno. No, devi aprirli in ordine. Andrea, Sei pronto? tengo queste cose per te. Una della natura e una della consiglia. Una della fauna. La tota, la tota. La dote è qui. No, iniziamo con questo. Questo è l'abbigliamento del Moda Mare. Moda Mare 2013. Ragazzi, Mamma ci fa giocare. Moda Mare 2013 mare e con voi. No, Luana, non fare così. Giuseppe, vuoi indossare tutto? Poi qua su adesso tutto uno tra l'altro. Infilerà tutto. Scusate, poi iniziamo da No, non ho visto niente io. maglietta abbinata con la ragazzi, scusate, almeno da bere. iniziamo ad ordinare qualcosa perché sennò rientra qualcosa da mangiare. No, più che altro per la sera. Buonasera. E dopo la Moda Mare a Positano abbiamo il set per il pomeriggio. Senti, ma che colore è questo? Non mi dico. Rosso. Ah, rosso. No, le ciabatte fortunato perché ancora non c'era. Questo è per il pomeriggio. È scoppiato un po' di Chi è stato? La Patrizia. Patrizia. Con le tue punte l'hai scoppiato? Allora abbiamo due polo. Ma ci stiamo tutti Giuseppe in discoteca. A De Gasperi scangianato. 2 paia di pantaloni. Pantalone lungo e la camicia. No, questo dice sempre domani a sera. Il suo? No, No, di Daniele. No? Piccola no. Vabbè, poi no. Poi andiamo. Ehi, andiamo. Grazie, grazie a tutti. Giuseppe l'hanno fatto, grazie. Abbigliamento completo. Questa è la camicia, la Pantalone rosso.